Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura, brutale aggressione in un'attività commerciale di Catania. Un 34enne ha picchiato selvaggiamente la moglie 31enne al culmine di una lite, riducendola in fin di vita. La donna, trovata sanguinante e con il volto tumefatto, è riuscita a chiedere aiuto prima di crollare a terra. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso in carcere. La DIA di Palermo ha arrestato per depistaggio sull'omicidio di Piersanti Mattarella l'ex prefetto Filippo Piritore, già funzionario della squadra mobile. L'uomo, finito ai domiciliari, avrebbe reso dichiarazioni false sul guanto mai repertato trovato sull'auto del killer, contribuendo, secondo la procura, a sviare le indagini. Svolta decisiva sull'accoltellamento di Don Nunzio Samà, parroco della chiesa Beata Vergine del Carmelo di Gela. Arrestato un 26enne del posto, in casa sua la polizia ha trovato un coltello compatibile con l'arma usata e le telecamere lo hanno ripreso nella chiesa durante l'aggressione. Spacciavano davanti ai figli minorenni utilizzando un paniere per calare la droga dal balcone. Arrestati un 40enne ed una 37enne a Montelepre nel Palermitano. I carabinieri hanno sequestrato oltre 100 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento. L'uomo è finito in carcere, la donna ai domiciliari. È in chiusura scoperta discarica abusiva di 10.000 metri quadrati in un'area privata trasformata in deposito di rifiuti pericolosi. I carabinieri con l'ARPA hanno sequestrato il sito e denunciato il proprietario per violazioni ambientali. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.